Buongiorno e buon lunedì 19 a giugno per la rassegna stampa di TG Plus che comincia con la pagina del Mattino di Padova. Andiamo dalla provincia di Padova, prima maturità per 7.000 prime assenze tra i prof. Già ci sono i problemi, si insediano oggi le 183 commissioni in vista della prima prova scritta di mercoledì mattina, polemiche sui compensi che sono rimasti invariati negli ultimi 10 anni. Saluti Romani, Zan porta il caso in Parlamento, è un fatto grave, dice, e il nuovo tram può davvero cambiare la nostra città. Questo è un bel punto di approfondimento per Focus. Emergenza casa, il buco del quartiere Palestro, ci sono 150 alloggi ATER che non sono utilizzati e anche questa è una faccenda abbastanza spinosa che riguarda Padova da non poco tempo. Spostiamoci sul Gazzettino e andiamo a vedere che cosa scrive l'edizione di oggi di lunedì 19 giugno. Il terremoto Grillo sul PD, critiche e sconcerto dopo la presenza di Schlein al corteo del Movimento 5 Stelle, i richiami al passamontagna, strappo di D'Amato, ex candidato alla regione. Lazio, parole eversive, lascia l'assemblea di Dem. Queste sono notizie che riguardano comunque la pagina nazionale. Belluno, una città di alpini alla sfilata, erano 20.000, riporta di spalla il Gazzettino. Vittoria brivido, l'Italia terza in Nations League e le sfide sui social, stretta del governo, punire chi istiga Ostellari, nuovo reato, decreto legge sulle baby gang, fino a 5 anni perché pubblica video pericolosi, dovrebbe già essere così da un pezzo. Vaia, un terzo degli alberi sono ancora a terra, ricorderete la tragedia di Vaia, ma se fate un giro da quelle parti li vedete con i vostri occhi. Non c'è il Corriere del Veneto il lunedì, noi comunque un'occhiata la diamo al Corriere della Sera. L'Italia si riscatta e batte l'Olanda 3-2, tensione nel PD sui 5 Stelle, giustizia, la maggioranza difende la riforma ma la Lega così si compatta l'NME. E invece c'è una bella storia del conduttore della TV nei ricordi dei figli Nicolò e Michele Leonardo, e parliamo di Mike Bongiorno. Una cosa invece che può interessare un po' tutti: gli Stati Uniti, a Pechino si riapre il canale della diplomazia. Per andare a vedere le notizie di Padova di Notizie Plus, la stazione di Padova ci sono ancora controlli e sono stati beccati alcuni malfattori, tassi bancari al top, famiglie più povere ma banche ricche. Questa è un'indagine della CGA di Mestre, il cicloturismo con 896 posti di bicicletta sui treni e piogge scarse, l'ordinanza che viene rinnovata fino a fine mese. Riconoscerete Michalizzi che si occupa di queste cose. Poi naturalmente se volete andare ad approfondire le notizie fate così, entrate nella pagina e potete vedere il resto delle notizie anche per tutta la giornata.